Calci, pugni, parolacce, una violenta rissa scoppiata all'interno del carcere minorile di Treviso. In un attimo il finimondo. Il bilancio è di 4 agenti della polizia penitenziaria feriti. Uno ha subito una lacerazione alla testa perché è stato colpito da un estintore. Si tratta di un altro episodio di violenza, dopo quello del 2022, che aveva portato la struttura alla chiusura per un lungo periodo. Quella volta erano stati date le fiamme anche i materassi. Immediata la denuncia da parte del segretario per il Triveneto del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Giovanni Vona. Alta tensione fino alle 2 di notte per calmare gli animi e dividere i detenuti, tuona. Ancora una volta nessuno ci ascolta. Si è verificato quello che abbiamo denunciato non meno di 10 giorni fa. Il comandante che ci avevano promesso non è mai arrivato e sembra che non arrivi prima dell'anno nuovo. Sono problemi che ci trasciniamo da parecchio tempo. Uno su tutti, la struttura non è assolutamente idonea per ospitare un numero elevato di detenuti rispetto a quello che è la capienza naturale, quindi una capienza stimata, fissata su 12-14 detenuti, e se si arriva a superare il doppio di capienza, ovviamente i problemi vengono amplificati. Ed ancora, il fatto più grave è che il promotore della rissa è lo stesso detenuto che ha causato la rivolta nel 2022, a seguito della quale venne chiusa la struttura per quasi 2 anni. È disarmante questa situazione, cioè riportare l'autore, come dire, in un ambiente dove il messaggio che passa è quello che può fare quello che vuole, lo fa. Una situazione insostenibile per la polizia penitenziaria che deve operare con poco personale. Il carcere di Treviso è là in attesa di soluzioni, quello minorile di soluzioni, si parlava ancora tempo fa di spostare tutti i detenuti a Rovigo, abbiamo visto che, come dire, non si è mosso nulla. Potrebbe essere pronto a breve il nuovo istituto minorile di Rovigo. Ancora non si sa che fine farà la struttura di Treviso. Io sinceramente la struttura la conosco molto bene da anni, per me è assolutamente non idonea, cioè, è da chiudere assolutamente. Intanto una parte dei detenuti che hanno provocato la rissa verranno trasferiti in un altro istituto.